Dire che l'ho voluta con forza questa manifestazione, dopo tutti questi anni possiamo dire che ci attestiamo come la manifestazione di riferimento a livello nazionale e una delle top internazionali. Cresceremo ancora di più perché l'obiettivo è sempre stato quello di realizzare un sogno che ho sempre avuto, di diventare veramente una grande esposizione internazionale dei formaggi, quindi del lattiero caseario, non solo veneto, non solo italiano, ma internazionale. Considerate che l'Italian Sounding vale circa 120 miliardi di euro nel mondo, cioè significa che abbiamo produzioni dell'agroalimentare totalmente copiate nei nomi, nelle fattezze, che vengono vendute come made in Italy, ma non sono made in Italy. Ne è un esempio il Parmesan, che è il surrogato del parmigiano reggiano, piuttosto che il nostro grana padano che viene imitato nei mercati internazionali, e poi i prodotti, diciamo quelli clou, quelli assolutamente di alto riferimento, che sono la mozzarella di bufala DOP, piuttosto che il pomodoro San Marzano e molto altro ancora. Non parlo dei vini, perché sui vini siamo il primo produttore mondiale con 56 milioni di ettolitri come Italia, e il Veneto, ricordo, che è il primo produttore nazionale con 11 milioni di ettolitri. Ma sicuramente è un settore in crescita, un settore che ha fatto della qualità la sua arma migliore. Oggi abbiamo il record di doppio DGP in Veneto, in una nazione che ha il record mondiale di doppio DGP, oggi le mostriamo. Sono 20 anni che Piazzola sul Brenta e questa villa sono la sede naturale per mostrare le eccellenze. Credo che qui ci siano territorio, ci siano saperi, ci siano sapori. La cosa che ci lega e che ci fa forti è proprio questa straordinaria capacità di tradurre i territori in sapori, grazie al sapere dei nostri tanti agricoltori, che vanno sostenuti, perché in un momento di difficoltà coloro i quali oggi siano custodi del territorio vanno supportati, anche contro le politiche di un'Europa che ci ha messo fortemente in difficoltà e che ha fatto credere che gli agricoltori e gli allevatori fossero degli inquinatori, quando invece sono gli unici a manutentare il territorio, non certo quegli ambientalisti da salotto seduti di tutto punto vestiti, ma che giudicano solo il lavoro degli altri. Siamo presenti anche quest'anno qui a Casius Veneto con il nostro ufficio agricoltura, questa è la testimonianza proprio della nostra vicinanza al mondo agricolo, al mondo degli allevatori, al mondo dei produttori. Noi siamo presenti proprio perché è necessario a questo mondo che sta affrontando tante difficoltà, pensiamo soltanto ai cambiamenti climatici, pensiamo anche a quelle che sono le impellenze burocratiche sulla decarbonizzazione e quindi tante altre problematiche dove l'agricoltore a volte può sentirsi anche spaesato. Noi cerchiamo di dare sostegno reale, vero, con un credito sano che possa dare loro quelle risposte che gli agricoltori cercano anche per i loro investimenti. Siamo qui anche quest'anno al Casius Veneto, è una manifestazione veramente grande, riuscita, che valorizza i nostri prodotti, che valorizza i formaggi, iniziata 20 anni fa con la caparbietà del nostro presidente Luca Zaia assieme a Bruno Bernardi e Tarizio Borga. Li dobbiamo ringraziare per aver continuato in tutti questi anni con grande sforzo e sacrificio per portare questa manifestazione a livelli ormai che non sono più soltanto che del Veneto, non sono più solo italiani, ma sicuramente ormai sono europei. La latteria Sorigo con la sua è sempre stata presente fin dall'inizio, continuiamo su questa strada, abbiamo tantissime DOP che presentiamo, ma quello che è stato di interessante e di bello è che i produttori si sono sempre misurati per migliorare, perché la volontà fin dall'inizio è stata quella di migliorare i prodotti e fare prodotti sempre migliori, e questo è qualcosa che è riuscito nel tempo e che continuano questa un po' sfida, chiamiamola così, nella presentazione dei nostri prodotti e dei nostri formaggi, sempre con prodotti di grande qualità, e la qualità vince in confronto a quello che può essere il prodotto normale, un prodotto che è standard.